Gianmarco Fontana, dopo 30 anni nel mondo della moda e a 54 anni la decisione di cambiare vita e di diventare quello che tu stesso definisci essere un canta racconta storie. Perché questa decisione? Dopo 30 anni nel mondo del fashion avevo bisogno di nuovi stimoli, avevo bisogno di mettermi in gioco. E naturalmente non nego il passato, anzi ringrazio tutte le persone che ho incontrato e che mi hanno fatto crescere sotto l'aspetto professionale, mi hanno dato competenza e mi hanno dato credibilità. Per me è una parola cardine, ecco, nel mio vocabolario. Credibilità formata in anni di sacrifici e di abnegazione del lavoro, ecco questo. E il motivo scatenante di tutto ciò è stata mia figlia Sveva, che mi ha fatto capire l'importanza dei rapporti umani e del tempo da dedicare ad essi. Naturalmente guardando la qualità e non la quantità, ecco, perché nel mondo del lavoro, senza ombra di dubbio, la dignità è fondamentale, ecco. Ecco, quanto ha influito il tuo passato, i tuoi anni da volontario negli ospedali? Parecchio, parecchio, perché dopo 10 anni con il progetto della Lilt Giocare in corsia, mi ha forgiato 10 anni mi hanno forgiato e mi hanno fatto capire che il mio aspetto empatico, teatrale, creativo, in quei momenti di difficoltà per il bambino riusciva a fargli strappare un sorriso e riusciva a far star bene appunto il bimbo che in quel momento viveva una situazione poco piacevole. Possiamo definire questa come una tua seconda vita? Cosa stai facendo per far diventare questa tua vocazione un vero e proprio lavoro? Ho proposto a varie attività di diversi settori un format dove faccio vivere al bambino un'esperienza sensoriale estremamente completa, perché faccio usare tutti e 5 i sensi al bimbo, quindi la vista, l'olfatto, il tatto, l'udito e pure il gusto, ecco. Perché ti definisci un canta racconta storie? Tutto è partito eravamo in periodo Covid e vedevo mia figlia che usava questo giocattolo, il Faba, e la vedevo ascoltare, la vedevo interagire quasi con questo giocattolo e mi è rimasta e vedevo che si immedesimava nel personaggio, nelle situazioni e la vedevo star bene. Per me, insomma, era il plus, ecco, in quel momento.